Ecco, buonasera a tutti. Mentre via via arrivano anche gli aperitivi rinfrescanti, intanto voglio subito ringraziare tutti voi e come usuale ormai vedo una prevalenza femminile, che vorrà dire qualcosa, e anche dei giovani quest'oggi, e anche questo vorrà dire qualcosa, soprattutto per quelli come me che hanno una certa età e possono fare qualche riflessione con qualche punto di domanda. Quindi grazie per la vostra nutrita presenza a questo secondo appuntamento degli aperitivi poetici della terza edizione, e ringrazio molto Roberta Durante di essere presente qui con noi, peraltro con il suo ultimo lavoro, con la sua ultima fatica, I bimbi sperduti, pubblicata poi nella famosa e prestigiosa collana bianca della Einaudi, che segue peraltro altre 6 raccolte poetiche precedenti, e anche quel lavoro epistolare che hai fatto con Silvia Salvagnini, e se possiamo ancora definirci poesia, questo è un bel tema anche per questa sera. Ecco, la sua è una poesia che verrà esplorata assieme a Giovanni Turra, che ringrazio per la sua presenza, come Pierfranco Uliana che è qui con noi, e che curano fin dall'inizio questa iniziativa che sta riscuotendo un interesse sempre più diciamo così presente nella nostra città e anche fuori della nostra città, perché prima mi ha chiamato un giovane per sapere bene le indicazioni, e questo è molto interessante e significativo. E quindi scopriremo questa poesia di Roberta Durante attraverso un commento di Giovanni e poi con la sua interlocuzione. Io gli passo subito la parola per non perdere ulteriormente tempo e vi ringrazio. Vi ricorderò poi gli appuntamenti successivi, gli altri 2 appuntamenti proprio al termine di questo incontro. Grazie ancora a Roberta e a Giovanni. Buonasera, bentrovati, grazie a Lucio delle parole che mi riserva sempre, grazie a Roberta di essere qui, di aver accettato il nostro invito. Comincio senz'altro, comincio col dire che nella pronuncia poetica di Roberta c'è qualcosa di primordiale. Più che nei libri precedenti, colgo in questo, I bimbi sperduti, un'ansia nella composizione del verso, una maccatura che a mio modo di vedere è il ritmo stesso del respiro di Roberta. In musica la chiameremmo acciaccatura, l'esecuzione rapidissima di 2 note contigue discordi, di cui la prima ruba il tempo alla seconda. È esattamente quello che ci serve per riportare la poesia alla magia. E ricordo di passaggio che in latino Carmen significa sì preghiera, ma anche appunto formula magica e poesia. Il libro che presentiamo oggi si presenta come una sorta di vademecum a uso dei bambini. A questo riguardo Roberto Lamantea in una sua recensione scrive: Roberta, gli occhi incantati e l'amara consapevolezza dell'età adulta. Io aggiungo che ai miei occhi Roberta è una sorta di puer senex, un essere quasi divino, un bambino con i capelli bianchi, che dunque assomma in sé le varie età dell'uomo. A dire cioè che da un verso all'altro il tono di Roberta spesso cambia dalla commozione all'amarezza, dalla disillusione alla speranza. Ecco, di queste 4 parole credo però che speranza sia la parola più forte. Ecco, questi stati d'animo si alternano continuamente nel tentativo di mettere in ritmo e in rima l'insofferenza per il presente che abitiamo e la speranza per un futuro che ci liberi. E leggo da pagina 70, forse chissà potrebbe servire dire per fare e non dire per dire.
Ecco, questa tensione che è insieme etica, poetica, intellettuale, si traduce in una scrittura che potrebbe annoverare tra i suoi nodi ascendenti le poetesse Anna Akhmatova, Anne Sexton, Sylvia Plath, Viviane Lamarck, ma anche Pascoli, Mozzano, le avanguardie del Novecento, soprattutto italiane, e Zanzotto. A questo proposito, da pagina 37 leggo: prati minati e minacciati da mari inquinati. Potrebbe benissimo trattarsi di un asterisco di quelli che Zanzotto mette a margine delle sue poesie, delle ultime raccolte, meteo, sovrimpressioni, conglomerati, ma anche i suoi haiku recentemente pubblicati da Mondadori. Ecco, Roberta, appunto, di quelle stagioni poetiche si appropria dell'uso di materiali lessicali alti e bassi, del tipo Beethoven piove, Nietzsche camice, per citare due celeberrime rime, rispettivamente di Moretti e di Gozzani. È un procedere per associazioni, per libere associazioni di idee, per assonanze. Il mondo così riformulato, così cantato, acquisisce nella poesia di Roberto un sovrasenso che forse però ha il suo senso più pieno, e cerco di spiegare esattamente quello che è secondo me la poesia di Roberta. La funzione reiterativa di identità sonore, semantiche, sintattiche, morfologiche che è propria della rima perfetta, imperfetta, assonante, non importa, assume nella poesia di Roberto un risalto tale da indicare, nel modo di vedere, ben al di là dello strumento retorico, una necessità profonda del soggetto, di chi in questo libro dice io. Una parola in rima, per capirci, una parola appropriata che cada al momento giusto e non faccia sentire alcuno sforzo, perché se si sente lo sforzo casca il palco, aumenta esponenzialmente la sua efficacia semantica. Dice insomma molto di più di quanto direbbe nei modi usuali della comunicazione di tutti i giorni. E così anche il ritmo ha una funzione del tutto simile a quella della rima. Una frase ritmata ha significato se è ritmata bene, e significa molto di più di una frase che è ritmata male. Qui si entra in tutti quei fenomeni che rudimentalmente chiamiamo magici. Insisto con magia trattandosi di un vademecum a uso dei bambini. I fenomeni a cui mi riferisco appartenevano agli antichi riti, e io prima ho ricordato la parola carne. Questi riti erano formulati ritmicamente, appunto. Prendiamo per esempio le litanie, ma anche le ninne nanne. Hanno tutte lo stesso ritmo e si avvalgono quasi sempre della stessa rima, il che crea un'atmosfera tesa a provocare miracoli, piccoli miracoli. E ecco un elemento ancora in comune tra poesia e magia. La ripetizione tanto delle identità foniche quanto delle cellule ritmiche è, io credo, nella poesia di Roberta l'elemento chiave. Usato con intelligenza al momento giusto, questo elemento assicura effetti spettacolari. Nei bimbi sperduti, anche se la versificazione rigida, per capirci, quella del sonetto viene meno, l'impiego calibrato delle rime riordina tante volte una sintassi scomposta, sconnessa. Faccio due esempi. Il primo da pagina 25. Ma la speranza, insegnano, non è di chi dice spero, spero, rimane addosso a chi si affida a oltranza, chi incende il cor d'ardente zelo. Ecco, avete sentito, in un contesto di voluto disordine, anche la minima identità fonica, in questo caso l'assonanza spero, zero, è quantomeno motivo di sollievo. In questo caso poi Roberta si appropria del verso incipitale del frammento 182 del canzoniere di Petrarca. Secondo esempio: avvicinati, ti dico un segreto, nell'occhio, è un segreto che si vede e non si può dire. Te lo dico, guarda, te lo giuro, ma forse sei troppo fermo per capire il futuro.
Anche qui le parole si assestano in maniera disarticolata, salvo ricomporsi poi in una sorta di armonia finale attraverso la coincidenza perfetta di segreto e poi delle terminazioni giuro futuro. L'arma della poesia di Roberta è dunque, per citare Massimo Natale, critico del Manifesto, sortileggio fonico, malia verbale. Gabriele Fraschi, uno dei più grandi poeti che abbiamo oggi in Italia, ci dice che fin da Girini, la raccolta d'esordio di Roberto del 2012, Roberto appunto fin dall'esordio frequenta, ecco l'immagine bellissima di Frasca, la festa della lingua. Una lingua davvero sorprendente, quella di Roberta, perché mescola un po' di tutto. Abbiamo il linguaggio infantile, quello delle canzonette, le citazioni colte, le criptocitazioni, i giochi di parole, i nuovi coni, le invettive. Non so più come fare per cercare una nuova lingua madre, una linfa che mi distragga e dia vita alla parola sfinita. Fare, cercare, madre. Ecco, solo isolando queste tre parole, grazie alla rima e all'assonanza, possiamo individuare un cortocircuito che ci porta lontano. Che cosa fare? Cercare chi, che cosa? La madre. E poi lingua, linfa. E infine vita sfinita. L'indicazione insomma mi sembra abbastanza chiara, scendendo all'origine del connubio infanzia-lingua, è possibile reinventare il mondo, rivitalizzarlo e ancora, per citare Massimo Natale, quello di Roberto è uno sforzo di reincantamento del reale. Il reale è tutto, anche con le sue brutture. Va da sé che una poeta con l'iniziale maiuscola, qual è Roberta, è ben consapevole del fatto che in noi questo sforzo tante volte risulta vano. Vorrei tutti vedessimo ciò che non esiste. Dello squallore mi accontento, sono felice e triste. Io mi taccio adesso, vi ringrazio per l'attenzione e do subito la parola a Roberto. C'è il microfono a fianco. No, non devi dire tu. Grazie Giovanni, grazie a questo grande pubblico. Hai studiato più di me, hai studiato me più di me. È sempre molto difficile per me, almeno, che comunque non ho sicuramente pubblicato moltissimi libri, riuscire a parlare di un libro che ho scritto, riuscire a identificare come ha fatto lui per questo libro che ha studiato, quelle che sono le tematiche anche. Viene sempre fuori da qualcun altro quello che è il tema di cui io ho scritto. Forse in generale è così, forse uno scrittore più vecchio di me ha fatto più presentazioni, è stato criticato di più e quindi a un certo punto sa quello di cui sta scrivendo. Per me è ancora abbastanza difficile, lo sento adesso. Però con questo libro viene fuori una cosa che ormai è stata detta diverse volte, più per iscritto che a voce, e che credo di aver definito di risposta da qualche parte come quasi un effetto bipolare dello scrivere. Sono felice e triste. Ecco, questa forse è la cosa più evidente di cui mi sono resa conto io stessa. Credo che sia la vita o l'effetto della vita. Questo libro, ma come tutti gli altri, parlano in fondo
della vita, di quello che vedo, che spesso coincide con il mondo, spesso no. Il modo migliore per me per farlo, quindi per descrivere anche l'orrore, evidentemente, visto che c'è anche qualcosa di cui essere tristi, è trovare un ritmo che è un ritmo interno, che viene nel momento in cui io scrivo. Raramente correggo quello che scrivo, quindi è un impeto, non è un'occasione, ma è un impeto il momento della scrittura, quindi la cantilena, la rima, il ritmo, tutte queste cose qui arrivano da un momento totalmente incosciente, forse per questo poi non so dire di cosa sto parlando, perché di fatto mi resta solo l'esperienza della rima più che il testo. Dicevo quella cosa del bipolare, che è proprio così. No, invece può anche essere, nel senso, è una cosa talmente normale, se non estremizzata intendo, cioè se non nella patologia, essere bipolare, e spero che capiate cosa intendo, nel senso che c'è l'euforia e c'è l'estrema, chiamiamola depressione, ma insomma può essere qualsiasi momento di non euforico. È la vita in sé, non so com'è per voi, sarei curiosa di sapere se effettivamente potrebbe essere un mio problema oppure se è una cosa della vita in sé, però credo che sia così ed è l'unico modo per superare il momento della tristezza, dello sconforto. Viene affrontato, e quindi qui c'è un altro segno forse patologico, attraverso l'incoscienza, dicevo, quindi il fatto che dentro di me mi assale quasi questo ritmo, questa cosa che avviene in un momento, nel momento in cui scrivo, che dura molto poco, non sono lunghissimi canti, no? Sono poesie anche abbastanza brevi, forse più lunghe di altre, sì, certo, quello sì, però anche lì è stato proprio, anzi forse c'è una parte del libro completamente diversa, se vogliamo, dalle altre tre, in cui il ritmo è molto incalzante, forse è talmente incalzante che si perde completamente il significato, no? Di quello che uno sta leggendo, si lascia proprio travolgere, credo, da questo ritmo, che si collega solo al titolo di questa sezione, che è videogiochi. Quindi al di là di quello che c'è scritto, effettivamente alla lettura dovrebbe essere che chi legge si senta calato in questa realtà virtuale, in questo mondo inesistente o esistente, ma pur sempre modificato dalla mente, e non c'è pausa, ecco, in questo no. Sì, penso che si intenda sia in questi testi appunto più lunghi, più incalzanti, sia probabilmente in quelli più brevi. Sono testi comunque molto hanno età diverse, perché prendono, diciamo, un arco temporale di scrittura che raggiunge i 10 anni quest'anno, perché la parte dei livelli e alcune poesie delle altre sezioni è stata scritta e poco rivista nel 2013, quindi un anno dopo aver pubblicato il primo libro, che era appunto Girini, che diceva Giovanni. C'è lo stesso perno intorno a cui girano tutte queste pagine, tutte queste rime, questi suoni che credo sia molto difficile spiegare a parole, no? Cioè parlare è come, non lo so. Infatti io mi sono non è da me usare parole come magia, però mi sembrava la più appropriata per tentare un approccio a questa poesia formulare, proprio perché è difficile, forse non ha neanche senso spiegare a parole
i tuoi intendimenti più o meno coscienti, ci leggi qualcosa così magari capiamo. Certo. Allora, premetto solo che non leggerò quella parte di cui abbiamo appena parlato, molto incalzante, molto diversa da quello che invece leggerò adesso, che fa parte della prima sezione e delle ultime due. Comincio con una poesia che mi ricorda Mogliano Veneto, perché lavoravo qui, e parla di lavoro. Facevo un lavoro strano per me, e ci sono anche delle vecchie colleghe, vecchie nel senso di vecchia data, per dimenticare che si muore, fare mostre, ricomporre la vita immortale degli artisti con te che costruisci nuove cattedrali per credenti al cospetto del cartongesso e scrivi su didascalie tutta la storia del mondo a pezzi, a righe, in stanze ben climatizzate, spiegoni stampati e luci vive, allestimenti vari, pochi colori scuri. Per piccole madonne di Leonardo e gli angeli di Piero, la pace di Canova ferma Kiev nel camion russo, le navicelle zoomorfe comandate da spettacolari arieti nuragici di tirrenico bronzo, le canzonette New Mastred di Sanremo per la nuova Galleria della Canzone, l'architettura fascista e il centenario del Partito Comunista, i numeri di Saffaro ed il Museo dell'Automobile, poi Pordenone nel Rinascimento, la cittadella delle mura e quella più sabauda per le locomotive, con dietro i cappellini Borsalini e il Made in Italy con Fortuny e Ferré. E poi Roberta, però di Camerino, per il museo di stoffa. Per dimenticare che si muore, rivivere ogni tempo come uroboro con malattia storico-mentale o libro cronico con pagine a spirale di Fibonacci. Ora nel cielo figura il serpentario. Per dimenticare che si muore, fare mostri. Portami nei luoghi sconosciuti con le palme e le falene di sera, i gechi lungo i muri, i fiori dei cactus che esplodono belli di notte. Portami a Berlino, così da guardare a est, a ovest, dove voglio, senza sapere dove fosse il muro. Portami a Bali. Bali come Treviso, dice l'assessora EIOU, che vede due ombrelloni piantati sulle mura e annusa già l'oceano indiano. Au! Cantano i lupi per ingannare il prossimo facendo il loro verso. Portami dove posso incastrare parole come un Tetris, ovunque portami, cacciatore di rosbif, tu che sei stato in India, in Argentina e a cavallino tre porti con la bambina. Portami dove vuoi, va bene anche la Siberia, mio sogno estremo, sonno di chimera. La perversione vera resta però questo vecchio luogo, questo oriente di casa dolce casa, la routine di Titti in gabbia, più libero di tutti, il sol levante dove conservo le declinazioni, le dichiarazioni d'amore e i miei traumi rinnovati come un lievito. Uscire infine come una farfalla dal vecchio sacco di farina, nuda e macinata soltanto per andare nei posti con l'embargo, dove mi sento speciale a passare. Ci sono, spiego questa cosa per chi ha il libro sotto mano, l'ha letto, lo leggerà, degli incisi si possono chiamare in corsivo, che sono molto piaciuti, pensando che erroneamente che fossero cose mie, vengono delle volte citate come proprio delle piccole citazioni, come fosse un verso. In realtà sono tutte appunto citazioni di qualcos'altro, spesso cartoni animati, spesso interviste di grandi poeti come Sanguinetti per esempio, che piace a me in quel senso. Percorrono un po' diverse parti del libro, ecco. Una di queste è Lavori
il suo avvenire è sicuro, e questo venne detto proprio a Edoardo Sanguinetti. Oppure dove si nasconde il potere che confonde. Questo è un cartone animato. Si può mentire facilmente, no? Si può imbrogliare molto facilmente. Prenditi da me qualcosa che germogli, un seme, un santo, la storia della terra, tutti i miei animali per scappare via mare con un'arca in fiore sconosciuta, da piantare come un ponte tra due mondi. Prenditi il mio silenzio se ti serve a qualcosa, o la maglietta con la trasformazione del pesce ponio. Non voglio nulla in cambio, né un bacio né un soldo, anzi, se ho ancora resti ti faccio le crocchette, ti faccio le crocette sul corpo dove mi piaci, ti friggo anche i pesci nomadi che accolgo nella mia testa come padella aderente ai pensieri. Non prendo niente che sia verificato, ma solo soffici frutti di radici, tipo adesso, che rubo la storia a questa qui che parla come un prete brutto e mi racconta e mi trafigge col fine settimana al mare, le campane di domenica, le storie a distanza, la donazione del sangue e la speranza di cambiare. E faccio tutto mio, ci metto dentro chi mi pare, i miei personaggi, anche i nemici e quelle storie con salsedine in Croazia che fanno mezzanotte. E godo 13 secondi che sommo ad altri strepitosi furti. La famiglia, introduco un attimo, non introduco mai di solito, ma adesso ho superato questo imbarazzo di introdurre le mie poesie. Questa poesia si rifà in particolare al mondo appunto della fiaba di cui avevamo parlato, che amo molto e che ho molto amato leggendo un'autrice che è Cristina Campo, che ha scritto forse più di questo che di poesia in un certo senso, anche se ovviamente le due cose hanno la stessa radice, mi viene da dire, no? Sono completamente inutili e quindi sono la cosa più bella del mondo. La famiglia dei cigni selvatici corre lungo la linea d'ombra del mio cuore, grasso, sbrodolone, fattorino del sangue. I cigni sembrano cantare canzoni conosciute. Gli uccelli sanno la marsigliese, canzoni ebraiche, l'inno alemanno, le sigle dei cartoni animati e sbattono le ali contro i villi, continuano la corsa di questa vita interna fatta di pulsare e di pensieri da svernare in voce libera, corda vocale, fuori tuta di ortica, dentro mi sento un'orchestra animale. Saranno mica i musicanti di Brema che gozzovigliano intorno a ciò che resta, o le creature a coppie di Noè? Solo se ascolti la mia voce fiabesca la sentirai parlare una lingua straniera, epocale, a tratti volgarissima, ragliante, latinamente forse comprensibile, ma destinata a rerum frammentarsi, disperdersi su terra conquistata come rasata barba longobarda. Ci starebbe un applauso a questo punto anche per... Ho l'abitudine di leggere a voce alta le poesie e mi riallaccio a quanto diceva Lello Voce la volta scorsa. Un romanzo, un film lo possiamo anche interrompere e ricominciare da dove abbiamo lasciato. Con la poesia o con la musica non è possibile, dobbiamo riprendere il testo o la canzone
con cui ci stavamo deliziando. Ecco, ascoltare le poesie di Roberta dalla voce di Roberta, è un'esperienza che avevo già fatto anni fa, è proprio un valore aggiunto, insomma, per cui chi volesse acquistare il libro e leggerlo tra sé e sé si ricordi la voce e l'intonazione di Roberta, perché sarà sicuramente una guida nella lettura. Avete sentito questo pastiche linguistico straordinario, la tessitura fonico-ritmica è davvero potente e smemorante in qualche modo. Attenzione però che il significante forse potrebbe sembrare farla da padrona, ma il significato c'è ed è potente. Si parlava di invettiva prima, ecco, riguardo l'invettiva di Roberta, a mio modo di vedere, ecco, altro punto da assegnare a suo favore è un'invettiva sempre sfumata, gioca di sponda, non cerca mai, ecco, lo scontro diretto. A questo riguardo volevo chiederti se ho capito bene. Ci sono 3 generazioni a confronto in questo libro, se ho capito bene. La generazione dei padri, anche biologici, e quella dei figli. Tu stai a metà, sei molto giovane, quindi posso dire che sei nata alla fine del secolo scorso, un Novecento con cui forse troppo frettolosamente abbiamo chiuso i conti, abbiamo creduto di chiudere i conti con il Novecento. Allora, al di là dei riferimenti letterari, io ne ho tentati alcuni, tu hai aggiunto, e mi fa molto piacere, Cristina Campo, che non avevo considerato, Sanguinetti, l'avevo comunque suggerito parlando delle avanguardie storiche e non, e delle neoavanguardie. Volevo chiederti, ecco, riguardo il confronto tra le generazioni, c'è una figura che si accampa di tanto in tanto, potrebbe essere il papà, non lo so, una persona molto nostalgica nei confronti, ecco, del secolo scorso, e mi sembra che tu manifesti un po' di sofferenza al riguardo e invece ti rivolgi alle generazioni dei giovanissimi, il tuo secondo bambino ha un anno e mezzo, mi dicevi, come una sorta di Adamo, un supereroe, ecco. È interessante, secondo me, sarebbe interessante che tu chiarissi qual è la posizione da te occupata, che cosa significhi essere nata alla fine del Novecento ed essere una poetessa oggi nel 2023. Sì, io sono nata proprio nel 1989, ci sono 2 poesie forse che richiamano un po' questa cosa, anche di più, però 2 sicuramente che richiamano questa, diciamo forse, nostalgia di fare parte di quell'anno lì e quindi di quel secolo, ma di non averlo vissuto minimamente. È un fatto anagrafico, sì. Credo sia proprio questo. Sono molto... ho un legame, un interesse, una cosa anche qui molto incosciente, se vogliamo, alla storia della caduta del muro di Berlino. Che però a cui non ho assistito. Però fa parte di questo immaginario che mi sembra reale e moderno in verità, no? Quindi è come avere un prototipo, sapere che c'è questo prototipo, che avrei potuto toccarlo e vederlo e forse essermi spiegato, ma l'avrei potuto fare con le mani di un neonato, quindi sì, non ha senso, come aver avuto una cosa per niente, ecco.
Se posso, vorrei leggere questa poesia che è... Allora, questa poesia riguarda sempre quell'ambito lavorativo di cui vi ho parlato all'inizio, quindi qualcuno forse la riconoscerà qualcosa. In realtà quella situazione, quel periodo della mia vita riguarda tutta una parte di questo libro perché mi ha calato proprio in questa situazione di mezzo di cui hai detto del nuovo e del vecchio. Non credo c'entri col padre, il padre, questa cosa. Sì, sì, non lo so, un po' psicologico e facile, la figura del padre, non lo so. Comunque, forse è utile capire che cosa facessi in questo tipo di lavoro. Avrete capito, si progettavano delle mostre importanti, molto importanti, avete sentito citati dei nomi, e quello che io mi immaginavo fosse un lavoro come si può dire, di natura, di materia artistica proprio perché si parla di artisti, di quadri, era ed è in realtà una tenaglia politica, una come si può dire, una ghigliottina della realtà. C'è chi resiste, sopravvive a questa cosa, io no, non ce l'ho fatta. Dunque, non dirmi che con la poesia sei rimasto a Brecht, perché questa tua tenerezza comunista allenta le mie corde legate al Novecento. E mentre parli e parli di societas, sancisci oracoli, d'oratoria a oltranza, io col mio sguardo zitto e le smorfiette di bimba sperduta 89ina, in verità ti sbatto in faccia l'istantanea Polaroid di questo nuovo mondo a caso dove sono infilzata anch'io come un rastrello, senza però conoscere né l'habitat né l'humus, con i piedini che scalciano e sanguinano terra. E mentre parli e parli dici che hai saputo che il ministro che bandisce gli spinelli col rosario si fa di cocaina e dice 50-50, e io resto piantata come canapa, felice, profumata e con i piedi ancora sottoterra, spacciata, non lamento ciò che so di avere perso. E tengo viva con il mio sorrisetto Playmobil quella speranza che tu dici di aver lasciato all'altro secolo in forma di appendice o donazione in tempi veri, in cui l'azione valeva forse uguale alle parole, arma bifronte, unica salvezza, mio valore. Riuscire, scusate, a mettere insieme Brecht con sorrisetto Playmobil, una così riesce a fare di queste cose. Qui c'è un altro padre. Ce n'è un'altra che possiamo spiegare un po' questo argomento che è venuto fuori. Di fatto è tutto vero, non c'è nulla di inventato se non nella lingua, no? Nel linguaggio. Cosa sai dirmi adesso di questo vecchio del Novecento seduto composto che si vergogna di mangiarmi in faccia la tortina impacchettata del nuovo millennio? Timido e sedotto si vede, dal cibo sigillato che scarta e ficca in bocca pezzetti di dolciume veloce e velocissimo per non mostrare il luogo del delitto? E di me che piango nel 1999 sul letto con fuori fuochi ai botti, cosa sai dirmi? Qual è il nostro comune denominatore? Il breve secolo per poco e poi l'adorazione dell'illusione, che tutto sia o diventi come prima,
che tutto sia diverso, sia merendina. Solo una brevissima incursione da parte mia riguardo l'ultimo testo. Ecco, una raccolta di Lello Voce si intitola Farfalle da combattimento. Ecco, mi sembra che Roberta sia una farfalla da combattimento, perché questa invettiva così intelligente riguardo il XXI secolo e il sistema di valori a cui tutti prendiamo parte, volenti o nolenti, è compendiato nella parola merendina. È veramente ammirevole rispetto a tanti tromboni che si sentono in giro. Ecco. Hai un modo così elegante di portare a segno le tue stoccate. È davvero un invito. È una premura che vi uso affettuosamente nel consigliarvi di leggere il libro di Roberta. Il tempo al solito corre veloce, però se volessi leggerci altri 2 o 3 testi penso che il pubblico ne sarebbe felice. Abbiamo la fortuna appunto di avere ospite Roberta Durante e godiamo anche della sua voce oltre che della sua poesia. Allora leggo i testi dell'ultima sezione che si intitola Lettere a San Giorgio e a te, è la parte più recente in termini cronologici e si articola secondo una scansione temporale che è quella di quello che chiamo Capodanno settembrino, cioè l'inizio della scuola, e l'estate, la chiusura con la festa di San Giovanni che qualcuno festeggia. Resta quando vuoi scappare verso il faro, il fondo dove sbrilla il cobalto con la tempesta, resta. Questa pappa, questa succosa minestra è una cosa seria. Il brodo bolle l'anima dell'aglio e si scolora e cola il giallo paglierino della corona di Gesù bambino, oro colato, ocra fatato, giallo limone e miele, pastello, sole da bere, brodo del mondo, essenza, seme, senso profondo che preme mentre la sera tappa col suo sigillo il giorno. Il giallo sfiamma e intorno riaffiora la vita vera, calma, come una ninfea sommersa, come la testa che tocca l'acqua, fora il nero. E poi ogni notte torna. Il tempo eterno, l'estremo unguento, fino al treno dei desideri, fino a ieri, mio medioevo, quando dicevo, finché non credo, non vedo. Vi daremo tutto ciò che chiedete, più luce, più chiese nel parcheggio, il tiglio, le piante di bisco, i fiori vermiglio, per sentirsi vivi altrove, al dove. Vi daremo banconote balcaniche e bambole più morbide, soffici stoffe per coprire i pensieri delle sere, gusti più seri di foreste nere. Vi daremo fiato per urlare se non basta la protesta del silenzio, se non basta ciò che resta delle mie forze da vecchia. Vi daremo puntualità e rigore, vi daremo più ore di sonno, lo splendore di un sogno migliore. Vi daremo i parchetti puliti, le panchine, i flauti sfiniti di pan tra le canne più belle. Vi daremo più stelle, più finestre e belle stagioni. Vi daremo lezioni per cambiare sistema e visioni. Vi darò inesistenza, eternità, essenza e non età. Vi darò gli occhiali di Kant e tutto ciò che vorrete. Non è l'ora delle streghe, è un'ora speciale e non ho mai fatto un consiglio comunale. Dall'alto della città, dall'Acropoli, non si vede più nulla, è cecità di voli d'uccelli, di comete cadenti, è bruma come schiuma del cielo che gonfia occhi celesti, è brina che gocciola e sforma la faccia, è fiaccola che fuma e che appanna. Oggi guarda, con questa faccenda della nebbia è come avere gli occhi chiusi e costruire la mia stanza segreta, la mia banca iperuranica, la tana degli amanti, la tazza di ceramica cinese con il futuro filtrato nei fondi.
E guarda cosa sfondi su questo letto animale, col guanciale scucito sudicio di sogni, una porta aperta. Bisognerebbe inventare una nuova ossessione, bisognerebbe chiamarla Platone. Questa poesia me l'ero annotata perché la chiusa, bisognerebbe inventare una nuova ossessione, bisognerebbe chiamarla Platone, questa rima geniale, ecco, e più sopra parli di iperuranio. Ecco, vorrei così, chiederti come mai hai lasciato cadere il nome di Platone in riferimento all'iperuranio, al mondo delle idee, eccetera. Che indicazione vorresti darci a riguardo? Anche alla luce di quello che hai detto del lavoro che svolgevi a Modiano. Forse che vorrei esistesse questo iperuranio, davvero, sembra la favola più bella, no? Solo che non ci crede più nessuno. Quell'altra poesia che ho letto, che si chiudeva con finché non credo, non vedo, riguarda come questa molto l'idea di come si può dire, di un'anima, una figura che diciamo va oltre quello che noi vediamo, no? E che dovrebbe essere quello che ci spinge a fare le cose. Di fatto credo sia così per tutti, non so se sono presuntuosa a credere questa cosa, ma credo fermamente che sia così, che siamo mossi da qualcosa che non è noi, che non siamo noi a volere, no? In un certo senso, ma che si prende noi come strumento, come mezzo per raggiungere qualcosa. Ecco, non lo vedo in termini in questo senso religiosi o quant'altro, ma semplicemente come una questione di forze che nel mondo credo ci siano, sia evidente, no? Che ci sono. Possiamo banalmente forse dire che è la natura, che è la madre terra, non lo so, d'altronde lo vediamo sotto i nostri occhi, no? La stagione che cambia, il tempo che passa e che fa morire le cose. Cos'è questa cosa? Chi è che lo fa? E perché io agisco su queste cose cercando di fermarle, di cambiarle, no? E quindi c'è questa forza che è nel mondo delle idee, probabilmente, secondo me, però chi ha il coraggio di andare a scomodare il mondo delle idee è molto difficile, no? Quindi ecco, per questo parlo ci vorrebbe proprio un'ossessione, cioè dovremmo essere ossessionati da cercare questa cosa, cavolo, volerla trovare e aver ragione, invece no, perché vabbè, ci sono altre cose da fare, però Ecco, allora abbiamo ancora una manciata di minuti e direi, Lucio, se sei d'accordo, lasciamo a Roberta la lettura di un altro paio di testi e dopo, se qualcuno volesse intervenire, alzare la mano, un po' come a scuola, Roberta sarà, penso, felice di rispondere. Nel testo ci sono due poesie dedicate, una a Zanzotto e una a Sanguinetti, che non leggo. Leggerò quella dedicata a Giovanni Pascoli, che è più anziano e quindi si merita questa cosa. Aggiungo appunto che forse insieme a Gozzano è uno dei miei, esatto, delle mie fonti di ispirazione, se vogliamo dire così. Ecco, certo. Mi riservo il diritto di non dire. Faccio come la nottola di Minerva, mi tengo stretta alla realtà per prendere coscienza solo a sera. Ma magari fossi una civetta soffice,
una bambola di stoffa, qualcosa come una stella alta, l'orsa minore, il do maggiore, una nota di consegna, un'indegna insegnante steineriana. Oggi mi sento invece solamente la tessitrice morta, amore del poeta di San Mauro. Se scrivo, scrivo per te soltanto, come non so. E ho rammendato, perché tu sappia, solo una tasca come una bocca sulla mia giacca. Ok, leggo le ultime due di seguito. L'ultima è proprio l'ultima del libro. Ti leggerò la mano un giorno quando sarà troppo tardi e tu mi guardi già male, quando tutto sarà già accaduto e morire normale. Avrai già vissuto tutte le tue vite, saranno sparite le preoccupazioni, i tuoi lamenti, latenti come i sogni e le visioni. Avrai visto che i bambini crescono, altrimenti muoiono i gatti, le stagioni sono sempre le stesse, ma cambiano continuamente. E ti dirò, guardandoti le righe sui palmi, vedi, non te l'avevo detto. E metteremo allora le conchiglie in lavastoviglie per dimenticare l'odore del mare e ciò che ci piace, per dimenticare ciò che stanca, vivere ancora tranquilli e scivolare nella valanga bianca. Ora non ci sono bambini, credo, questa è l'unica in realtà dedicata ai bambini, per quanto si dica essere un vademecum dedicato ai bambini. Dicono che esistono bambini colorati d'indaco che salveranno il mondo lungo vie di pace, e dicono di più. Dicono che si intrufolano dove tutto tace, in queste mamme belle. E io non credo, ma ci provo ora a immaginare una legione di bimbi di cristallo e arcobaleno, figli delle stelle e dei fiori, figli dei colori, figli degli angeli e dei papaveri, figli dei miracoli. Sarebbe fantastico. Se fosse vero, sarebbe risolto il mistero di questi prati coperti di rugiada a San Giovanni, mentre l'acqua profumata di salvia bagna la mia faccia e auguro figli fatati a tutti, mentre il sole esplode come un fuoco il 24, anch'io e anche tu scopro, vivi così vivente, che ti senti un rogo o un tronco incandescente. Sono così assetata, guarda, in questa stanza bianca dove ho cucito la tenda nuova come un portale per il futuro, che leccherei tutte le buste, i francobolli del mondo per dare la notizia. C'è speranza. Penso siamo giunti alla conclusione. Naturalmente, se qualcuno volesse portare un proprio contributo con qualche domanda, come diceva Giovanni prima, ne avete facoltà. E nel frattempo mi permetto di dire che anche questa volta, forse ancora di più, abbiamo potuto capire attraverso il contributo di Roberta e di Giovanni il potere nutritivo che la poesia ha nei nostri confronti, e specialmente in questo periodo. Un potere che nasce da un lavoro profondo sulla parola e sul ritmo della parola. Non è sempre facile una lettura di questo genere, ma è una lettura che nutre, e che, se è vero che ogni libro è un progetto, come diceva Bello Voce, noi potremmo anche fare una deroga, ogni tanto leggere qualche poesia per il piacere di leggere una poesia, al di là di una lettura lineare dell'intero libro. Come diceva Italo Calvino, è anche molto bello leggerci e imparare a memoria delle poesie e ogni tanto raccontarcele camminando, proprio recitarcele. E quindi ringrazio per
perché è stata un bel incontro molto importante e positivo. Per me, ad esempio, ho colto non solo come scriveva Natale sul manifesto, il sortileggio fonico che fa parte della poesia di Roberta, e quindi il lavoro sul significante poi ripreso da Giovanni, ma anche il contenuto, il suo significato. Per esempio, ed è una cosa che mi ha un po' meravigliato, su cui posso dire che rifletterò, essendo lei collocata, posizionata in mezzo al 1989 e alla merendina successiva, ho colto da parte sua un certo scetticismo, per esempio, rispetto a una serie di residuati ideologici che forse lei ha conosciuto magari in ambito lavorativo o ha percepito nello scorrere del nostro vivere sociale di oggi. E questo è molto interessante perché per chi appartiene alla generazione ancora prima del 1989 ancora in sé culla una certa modalità di vita che viene invece, attraverso anche questi versi, vista con un certo scetticismo e che però, come abbiamo sentito con l'ultima poesia, non pone limiti a una speranza, insomma, che resta, no? Questa dualità che c'è nel libro stesso. Allora io veramente vi ringrazio per questa bella serata e ovviamente colgo l'occasione per ringraziare tutti voi e ricordandovi anche l'appuntamento del prossimo giovedì con Sebastiano Gatto che deve essere da qualche parte, è andato via, sì. E io non ho capito, perché so che è nato a Mestre, però anche di Moglianese, anche come Roberta che ha frequentato, è moglianese e quindi benissimo, va bene insomma. Quindi. E ovviamente l'ultimo incontro dedicato alla memoria di Fernando Bandini. E quindi vi invito ad esserci perché saranno altri 2 incontri molto interessanti, tra l'altro. Parleremo anche dell'attività di traduttore, di cosa significa tradurre poi poesie, perché è un'altra arte importante, sempre guidati da Giovanni e nell'ultimo incontro col contributo anche di Pierfranco Ugliana e di Giovanni per ricordare Fernando Bandini e anche mio sì. Ecco, quindi grazie e se non ci sono altre domande, perché la cosa è aperta, grazie per la vostra presenza, vi aspettiamo. C'è una domanda? Una domanda per la poetessa. Andando per date, 2023 torno indietro al 13, quando abbiamo così dato addio ad Andrea Zanzotto. Allora, siccome a me sembra che Roberta, non lo so, mi incuriosisce e la vedo così con Andrea Zanzotto, con Yuko Kio, Cetti, Vispi e quel sorriso enigmatico, sornione, come quando radunava o guardava giovani poeti o poetesse o persone che gli stavano intorno. Lei si vede in queste immagini, in questo stare con Andrea Zanzotto? No, perché l'ho conosciuto quando è morto, quindi ho conosciuto i testi. E quindi non so nulla di lui da questo punto di vista. Conosci i testi? Conosci i testi? Sì, esatto. E in questi testi c'è da un lato il linguaggio che sento simile a quello che è il mio, e dall'altro richiamo al territorio, che se anche non è una cosa che probabilmente emerge in questo momento, in questo libro, è una cosa che sta lavorando dentro di me, quindi in questo sicuramente sì, e anche devo dire in alcune poesie più in cui quell'atmosfera della cantilena, della Nina Nanna viene fuori anche attraverso il dialetto, ma non solo, ci sono proprio dei richiami ai personaggi. Mi viene in mente
personaggio che ho ritrovato in Zanzotto dopo averlo assimilato io, quindi averlo scoperto dopo in lui che in me, e che rimanda a quella questione del muro di Berlino, che è il Sabbiolino, il mago Sabbiolino, il mago del sonno. Quindi non so, forse ho frainteso la domanda all'inizio, però è come se io l'avessi scoperto quando ormai è stata una scoperta parallela al mio scrivere, in un certo senso, no? Mentre io scrivevo avevo scoperto Zanzotto e dicevo, oddio mio, ma chi è questo che scrive come voglio scrivere io, che fa, no? E vabbè, succede spesso, insomma, penso a tutti quelli che scrivono di avere un legame con... Lo stesso con Sanguinetti, ecco, in certe cose. Grazie. Bene, allora ci vediamo giovedì prossimo e buonasera. Lucio? Ah, un'altra domanda. No, devi dire del... Ah, scusa, del libro, sì, Flavio è veramente, come dire, Dio dell'organizzazione. Il libro naturalmente di Roberta lo trovate lì, a sinistra, c'è il nostro ex preside, per noi sempre preside del liceo scientifico alla vendita, e credo che anche Roberta sia disponibile per la firma da parte, insomma, di chi cordialmente la chiederà. Quindi ci vediamo giovedì prossimo e grazie e buona serata a tutti. Allora la chiedo subito adesso Flavio e il prossimo Vabbè, questo è il mio, però ne prendo un altro. E questo al momento viene. Allora prendo questi due. Prego? Quanto costa troppo? Questa è 5. Quanto 13? Questo 14. allora tutto bene? Lo compravo anch'io. Ah, No, ma va bene, capito? Ok. Con gli interessi diventeranno. Sì, no, ma va bene. Allora, ho trovato Rovini e da organizzare.